Vorrei condividere con voi questa sera alcune considerazioni su ehm, alcuni versi del Nuovo Testamento in modo particolare che sono definiti dossologie. Parleremo delle dossologie, una parola difficile che in realtà sì, non la usiamo nel nostro vocabolario quotidiano, ma è qualcosa di molto comune ai credenti. Ecco perché parleremo appunto di queste esclamazioni, di questi versi che troviamo in modo particolare nel Nuovo Testamento. Prendo come riferimento una dossologia che è molto generale e anche tra le più brevi, che è quella che si trova nella seconda epistola di Pietro al capitolo 3, il verso 18. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E poi la dossologia è questa: a Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Parleremo, come dicevo, questa sera appunto delle dossologie. Ora, la parola dossologia, che è complicata, deriva dal greco e significa eh, espressione di gloria, parola di gloria, ed è una dichiarazione di lode che ha appunto lo scopo di glorificare Dio. È una parola che si compone di due parole che derivano dal greco: doxa, che è un termine che significa opinione o lode, e ha anche un suo significato derivato che è gloria, l'idea di un'opinione, di una reputazione che porta lode e porta gloria. E poi logos, discorso o parola, quindi discorso di gloria. Quindi queste sono le espressioni che noi definiamo dossologia. Ora uno dice: ma io non ne ho mai sentito parlare. In realtà ogni volta che noi, quando lodiamo il Signore, diciamo benedetto sia il Signore, quella è una dossologia, è un'espressione di gloria. Oppure a Dio sia la gloria, ecco, quella è per eccellenza l'espressione dossologica più chiara. Oppure in Italia noi abbiamo questa consuetudine di prendere un'espressione biblica e usarla nella nostra chiusura quando noi preghiamo nel nome di Gesù. E spesso, anzi così spesso che ormai eh, tante volte lo aspettiamo perché si consideri conclusa una preghiera. Molto spesso noi sentiamo la chiusura della preghiera, io stesso utilizzo questa espressione, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Il benedetto in eterno è una dossologia, quindi un'espressione di lode, che noi in modo particolare in Italia amiamo associare alla chiusura mentre preghiamo nel nome di Gesù, per glorificare il nome del Signore. Ora non è un'espressione che ci siamo inventati. In Romani 1 al verso 25 è scritto: essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Oppure Romani 9,5 dice: ai quali appartengono i padri, dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. O ancora in Seconda Corinzi è scritto: il Dio e Padre del nostro Signore Gesù, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. Quindi l'espressione benedetto in eterno è associata al Signore Gesù da Paolo nei suoi scritti. Noi lo vogliamo usare non come rituale sterile, ma quando diciamo nel nome di Gesù che è il benedetto in eterno, noi stiamo facendo una dossologia, stiamo dando un'espressione di gloria che parla dell'opera del Signore che il Padre ha accettato e lo ha sovranamente innalzato, e adesso Gesù Cristo, il Salvatore, è davvero il benedetto in eterno a fianco al Padre. Questo per dire che se anche il termine sembra strano, dossologia, stiamo parlando di qualcosa di estremamente familiare per i credenti, nelle nostre lodi, nelle nostre preghiere. Diciamo che le dossologie mettono in ordine le posizioni nel creato, perché sono espressioni di esaltazione di Dio che per contrasto
rendono piccolo e mettono in secondo piano colui che le sta esprimendo. Quando io dico, scusatemi, quando io dico a Dio la gloria, io sto dicendo che il Signore è l'unico degno di gloria e se Lui è degno di gloria non lo sono io. Quindi mi sto mettendo in secondo piano, mettendo il Signore in una posizione di esaltazione. E quindi quando noi usiamo le dossologie stiamo davvero mettendo le cose in ordine, mettendo il Signore al primo posto e noi in secondo piano. Non dobbiamo mai dimenticare che il motivo principale per cui Cristo è venuto è per riportarci a Dio affinché per mezzo della salvezza noi possiamo tornare a essere in comunione con Dio e diventare dei veri adoratori che lo adorano in spirito e verità. Chi è in comunione con Dio lo adora. Chi è in comunione con Dio esalta il Signore e questo lo possono fare solo quelli che hanno conosciuto il Signore. Il piano di Dio è che Lui sia glorificato attraverso anche l'opera di salvezza. La scrittura dice: io non darò la mia gloria a un altro, dice il Signore. Dio è degno della gloria. E quindi quando Gesù è venuto ci ha permesso, tornando al Padre, di essere degli adoratori, di dare a Dio la gloria. L'uomo incredulo non dà gloria a Dio, dà gloria a se stesso. Chi non conosce il Signore vive per se stesso, è Dio a se stesso. Ma i credenti ritornano al Padre e rimettono in ordine tutto e sono coloro che danno la gloria a Dio. Non dimentichiamo che a Dio spetta la gloria per ogni cosa che noi riceviamo e che Lui fa. È un inganno quel cristianesimo che mette in qualche modo l'uomo al centro. È un inganno quel cristianesimo che presenta un Dio che è a disposizione dell'uomo, che si concede all'uomo in base alle richieste dell'uomo. Piuttosto è il contrario, siamo noi creature che dobbiamo essere a disposizione di Dio. E quello che Dio ha fatto per noi l'ha fatto per grazia e Lui ci ha salvati non perché noi avevamo un capriccio, gliel'abbiamo espresso e Lui ha esaudito il nostro capriccio. Lui ci ha salvati perché eravamo perduti. Lui che ci ama ha dato il suo figliuolo per noi, perché noi potessimo essere salvati. Eravamo noi nel bisogno, non Dio. E non siamo noi al di sopra di Dio e Lui è a nostra disposizione. Siamo noi al di sotto di Dio e noi dobbiamo essere a sua disposizione. Ecco allora che le dossologie, il dare gloria a Dio, mette in ordine tutte le cose, ci ricorda che cos'è il vero cristianesimo. Il cristianesimo è quell'opera magnifica del Signore che riporta l'uomo nella sua posizione originaria, in pace con Dio, in comunione con Dio e capace di dare la gloria a Dio. Le dossologie, queste espressioni di gloria, in modo particolare nella scrittura ce ne sono alcune che introducono le epistole, per esempio in Luca 1,68 è scritto: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, che ha visitato e riscattato il suo popolo. In 2 Corinzi 1,3 benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Ancora Efesini si apre con benedetto sia il Signore e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Prima Pietro 1,3 si apre con benedetto sia il Signore. Ci sono questi tipi di dossologie che usano l'espressione benedetto sia il Signore. E poi ci sono le dossologie che vedremo questa sera, che io chiamo dossologie di gloria, e sono quelle espressioni solenni, sublimi, maestose, che dicono a Dio sia la gloria. E molto spesso nei secoli dei secoli, ora e per sempre, per l'eternità. Quindi ci proietta in cose più grandi di noi. A Dio sia la gloria. Le dossologie di gloria descrivono Dio in quello che Lui fa e in quello che Lui è, in modo tale che alla fine l'unica cosa che rimane da dire è: poiché Dio ha fatto questo, beh, a Lui sia la gloria. Questa sera non parleremo di noi, questa sera non parleremo dei nostri bisogni, questa sera non parleremo di Dio in funzione della nostra vita. Questa sera attraverso le dossologie noi daremo la gloria a Dio.
nella nostra vita saremo sempre nel posto giusto spirituale quando diamo la gloria a Dio. Dio si prende cura di noi, Dio non si dimentica di noi. A volte abbiamo la paura che se non chiediamo a Dio, se non facciamo le nostre richieste, se non mettiamo il nostro caso davanti al Signore, perdiamo un'occasione. No, l'occasione la perdiamo quando non diamo gloria a Dio. E tante volte spendiamo il nostro tempo a parlare di noi al Signore, non che questo sia sbagliato, ma tante volte siamo più concentrati sulla nostra vita e Dio in funzione della nostra vita che a dare a Lui la gloria. Siamo nel posto giusto quando stiamo dando la gloria a Dio, sul posto di lavoro, nelle nostre vite quotidiane, a casa nostra. Dio è degno della gloria. E quindi le dossologie di gloria che adesso vedremo velocemente ci insegnano a dire: Signore, al di là di ogni cosa, considerando quello che tu fai, a te vada la gloria per sempre. Tra l'altro una nota che vedremo in alcuni di questi versi, di queste dossologie, alcune dossologie danno la gloria a Dio in modo generale, alcune dossologie danno la gloria a Cristo, usando gli stessi termini. Quindi quando noi usiamo e citiamo le dossologie, anche parlando con quelle persone che non credono nella divinità di Gesù, le dossologie ci aiutano anche a dimostrare che la scrittura stessa dichiara Gesù divino, Gesù con tutti gli attributi di Dio. Quando una dossologia dà la gloria a Cristo e poi descrive le cose che si riferiscono a Cristo, voi noterete, e adesso lo vedremo, voi noterete che quello che viene attribuito a Cristo sono gli stessi attributi che vengono attribuiti a Dio, e quindi anche le dossologie ci aiutano a dimostrare a quelli che non credono che Gesù è vero Dio, che Gesù è appunto quello che ha detto di essere, vero uomo sì, ma anche vero Dio, il Dio che si incarna. Quindi vediamo velocemente questi versi con un breve commento. Alcune, non sono tutte chiaramente, e poi altre potremo imparare sicuramente a riconoscerle nella scrittura. Romani 11, da 33 a 36, un passo poetico, è una dossologia che dice così: «O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo sì da ricevere nel contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen». Questa dossologia che dà a Dio la gloria in eterno, Amen, si può spiegare così: la gloria va a Dio perché Dio controlla la storia e la sua sapienza è inarrivabile per la nostra mente. Paolo in Romani 11 sta parlando del piano di salvezza per Israele, che nel momento in cui scrive, lo è tuttora, non ha riconosciuto Cristo come Messia, ma dice la scrittura che lo riconoscerà, e Dio ha dato la possibilità agli stranieri di arrivare alla salvezza perché Israele è stato ribelle, quindi la grazia si è poi allargata a tutte le genti. E allora Paolo dice: sono ininvestigabili i pensieri di Dio, il modo in cui il Signore ha guidato la storia per arrivare a portare salvezza anche ai gentili, agli stranieri, e alla fine salverà anche il suo popolo. E quindi quando io considero la grandezza della sapienza di Dio sovrano sulla storia, a Dio sia la gloria in eterno. Questa meravigliosa dossologia. Romani 16, la conclusione dell'epistola. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo. Poi c'è il verso 26 che ho saltato. A Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Un'altra dossologia che parla ai Romani, a questa chiesa nella città di Roma,
in una città pagana. E Paolo sta considerando e dice: la gloria deve andare a Dio, perché se ha governato i tempi e il mistero del Vangelo per far arrivare la salvezza agli stranieri, beh, allora Dio sarà capace di fortificare quelli che confidano in Lui. E allora se Lui è capace di fare qualcosa di così grande in una terra pagana, a Lui va dalla gloria nei secoli dei secoli. Quindi la considerazione della capacità di Dio di custodire il suo popolo fa dire a Paolo: a Dio vada la gloria, perché solo Lui può fare quest'opera di protezione nei confronti di quelli che confidano in Lui. Altra dossologia, Galati 1:4, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. La gloria qui va a Dio e Padre, perché ha mandato il Figlio per l'opera di salvezza, e la gloria deve andare a Dio, perché l'opera di salvezza è così immensa che mostra la grandezza dei piani di Dio, che è stato capace di vincere il secolo malvagio per portare la salvezza ai peccatori. E quindi quando Paolo considera il piano di salvezza, riconosce la grandezza di Dio e conclude anche qui dicendo: a Dio la gloria. Fratelli, se siamo salvati, a Dio vada la gloria. Se abbiamo raggiunto la grazia è perché Cristo ci ha raggiunti con l'opera di salvezza. A Dio vada la gloria. È stata l'iniziativa di Dio, noi eravamo figli di ira, ribelli. Quindi quando noi consideriamo la nostra salvezza, a Lui vada la gloria. Ancora, Efesini 3:20, un passo che conosciamo bene, amiamo citare. Questo passo è una dossologia. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. La gloria vada a Dio e in particolare da parte della Chiesa che può realizzare quello che sta dicendo Paolo, perché quello che Dio fa è infinitamente al di là delle nostre aspettative. Qui la considerazione di un Dio che fa al di là infinitamente di più di quello che noi chiediamo e pensiamo è inserita da Paolo nella dossologia stessa. A colui che può fare di più vada la gloria. Perché? Perché Lui può fare sempre di più e Lui fa sempre di più di quello che noi chiediamo. Noi chiediamo una cosa, Lui ne opera 1000 in più. E quando consideriamo la straordinaria generosità, quanto è largo il Signore nel dare ai Suoi figli, a Lui vada la gloria. Perché quando noi realizziamo anche quello che non abbiamo chiesto, benefici in abbondanza, grazia sovrabbondante, e scopriamo che il Signore è davvero ricco e misericordioso nei nostri confronti, che cosa possiamo dire? A te la gloria, e non per un momento, Signore, ma per sempre, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Filippesi 4:20. Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questa dossologia è quasi un vanto. Paolo dice che Dio è degno della gloria, ma è una considerazione da figlio di Dio. La gloria va a Dio da parte dei redenti, perché colui che ora è il loro Padre è Dio. E quindi è una considerazione da figlio. Padre, ti ho conosciuto e sto realizzando che colui che io chiamo Padre è l'Iddio creatore, è l'Onnipotente. A te vada la gloria. A te vada la gloria, Padre mio. Quindi è davvero un'espressione di profonda reverenza, timore, rispetto di Dio. Non è il Padre soltanto
a cui ci si accosta con confidenza, ma anche con profondo rispetto, perché questo Padre è l'Iddio, il Padre nostro, fratelli, sorelle, è l'Iddio onnipotente, che può provvedere ai nostri bisogni meravigliosamente perché tutto gli appartiene. E allora che cosa possiamo concludere anche noi con Paolo? A Dio e Padre nostro sia la gloria. Ancora, prima Timoteo 1,17, al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E qui il riferimento non è a Dio generalmente, ma è a Cristo. E Paolo sta dicendo a Timoteo, l'onore e la gloria vadano a Cristo, che oltre alla sua natura umana è pienamente Dio con tutti gli attributi divini. Infatti dice al Re eterno, attributo di Dio, immortale, attributo di Dio, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria. E questi attributi Paolo li sta associando a Cristo in questa dossologia e dice Cristo è Dio, è sì vero uomo, ma è Dio e a Lui vada la gloria, perché prima che noi lo conoscessimo come uomo, Lui era nella creazione, Lui era col Padre, con lo Spirito, Lui era ab eterno, quindi Lui è Dio ed è degno della gloria in quanto Dio. Altra dossologia in Prima Timoteo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. E qui sta facendo una descrizione di Dio. Beh, a Lui siano onore e potenza eterna. Amen. L'onore e la potenza vadano a Dio, perché è al di sopra di ogni umana limitazione e di ogni umana concezione. È un Dio, sta dicendo Paolo a Timoteo, che possiede l'immortalità, che abita una luce inaccessibile. L'uomo non può entrare in questa luce perfetta. Lo potremo fare quando Cristo ci introdurrà nei cieli, sicuramente. Ma adesso l'uomo deve riconoscere che è limitato davanti a un Dio che è illimitato, che è immortale, che abita una luce inaccessibile, che nessuno gli si può avvicinare se Lui non lo concede. A Lui vada la gloria, perché è Dio. Perché è Dio. Sorella, fratello, Dio ci perdoni per quante volte viviamo il nostro cristianesimo a misura umana e cerchiamo il Signore solo perché ci deve consolare, solo perché ci deve esaudire. Per noi il privilegio grande è accedere a colui che è Dio e dargli la gloria. Questo è il tutto dell'uomo, questo è il senso della nostra esistenza, poter dare la gloria a Dio, che la nostra vita sia una dossologia alla gloria del Signore. Seconda Timoteo 4,18 Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E la gloria qui va a Dio, perché Dio è capace di liberare da ogni difficoltà e garantire l'ingresso in cielo. Dio è degno della nostra gloria, perché noi da soli non ci salveremo, eppure Lui è capace di custodire il buon deposito, aiutarci a rimanere fermi nella fede e a portarci lì nella meta celeste. Ancora Ebrei 13, dal verso 20, ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. La gloria vada a Dio, perché è capace di liberare da ogni difficoltà e garantire l'ingresso in cielo. Egli ha
condotto il nostro pastore, il nostro sommo pastore, Cristo Gesù, attraverso il piano di salvezza, concedendo la vittoria sul peccato e sulla morte. In virtù di quest'opera meravigliosa noi sappiamo che Egli è capace di custodire l'anima nostra. A Lui sia la gloria, perché Lui è la nostra certezza di salvezza, Dio è la nostra certezza, non noi. Lui, a Dio vada la gloria. Benedetto sia il nome del Signore. Questa è una mia dossologia spontanea. Benedetto sia il nome del Signore, perché Lui compie ogni cosa per la nostra salvezza. Prima Pietro 4,11. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Qui Pietro sta spiegando che la nostra vita deve essere una dossologia, la nostra vita deve essere un'espressione di gloria a Dio attraverso i servizi che facciamo, i compiti affidati. Noi dobbiamo dare la gloria a Dio perché Dio sia glorificato nei secoli dei secoli attraverso l'opera di salvezza nella nostra vita. Dio riceva la gloria. Sì, anche quando noi veniamo salvati, perdonati dai nostri peccati, la gloria va a Dio. Il cielo glorifica Dio per un peccatore che viene riscattato. Il mondo stesso glorifica Dio quando vede un uomo che è cambiato, che lascia il suo peccato e diventa una nuova creatura. Il mondo glorifica Dio quando dice: quello che vedo è impossibile, sei una persona nuova. Dà gloria a Dio. La nostra vita si muova, dice Pietro, perché sia glorificato Dio, al quale appartengono la gloria e l'onore nei secoli dei secoli. A Lui appartengono, quindi è Lui che dobbiamo glorificare. Giuda, stiamo per concludere questa carrellata. È una dossologia la chiusura dell'epistola di Giuda. Verso 24. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria. E qui si parla ancora di gloria. Al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. Questa è una dossologia meravigliosa, piena, ricca di espressioni di gloria. La gloria, la maestà, la forza e il potere vanno a Dio, perché è capace di farci comparire alla sua presenza per mezzo della salvezza in Cristo. Comparire alla presenza di Dio è qualcosa di incomprensibile per noi. Perché se ci ricordiamo quello che avvenne nell'Antico Testamento, quando alcuni uomini videro l'angelo dell'Eterno, una teofania, una manifestazione di Dio, quegli uomini dissero: io morirò perché ho visto il Signore, e Dio stesso dice: nessun uomo mi può vedere e vivere. Quindi il fatto che noi abbiamo la promessa che vedremo il Signore dà la gloria a Dio, perché è un'opera che Dio solo può fare, colui che vi può far comparire davanti alla sua gloria. A Lui vada la gloria, la maestà, l'onore, la forza, la potenza. A Lui la gloria, perché fa cose che noi non possiamo fare. E concludiamo con l'Apocalisse. Da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. La gloria e la potenza vadano a Cristo, perché ci ha amati di un amore così grande da salvarci e fare dei redenti un popolo di re e sacerdoti. Ed è interessante che il libro che chiude le Sacre Scritture, l'Apocalisse, concluda con una sua dossologia, che è una dossologia verso Cristo, che dà la gloria a Cristo perché ci ha tanto amati e ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti. La gloria vada a Dio.
la gloria vada a Cristo nella nostra vita. Ogni cosa di noi deve dare gloria a Dio. Le nostre espressioni, le nostre azioni, le nostre scelte, ogni cosa sia dossologico, dia la gloria a Dio. Ora io spero che la prossima volta che ci incontreremo insieme e loderemo e adoreremo il Signore, ci ricorderemo di quante dossologie usiamo quando lodiamo il Signore, benedicendo il suo nome e dando a Lui la gloria. E vogliamo farlo anche adesso, concludendo con un momento di preghiera, in cui Dio sia glorificato.